Buongiorno a tutti e benvenuti a Vittorio Veneto, città della bicicletta, organizzata dall'Associazione Amici di Vittorio Veneto che ho l'onore di rappresentare. Permettetemi di fare i ringraziamenti per la realizzazione di questo evento e lo farò all'inizio, così non vi tedierò alla fine, anche perché vogliamo lasciarvi con una bellissima sorpresa realizzata dagli studenti dell'Istituto Città della Vittoria di Vittorio Veneto. Ringrazio innanzitutto gli amici di Vittorio Veneto, i miei collaboratori, perché senza di loro non avrei potuto organizzare questo evento. Sono qui in mezzo a voi, sono riconoscibili dal loro nome appeso nel cantoncino. Ringrazio la Proloco, il comune di Collumberto, la presidente Tiziana Gottardi per la collaborazione e ci siamo conosciuti in questa occasione e abbiamo scoperto di avere in comune non solo il cognome, ma anche la passione e l'amore per la nostra città, lei per Collumberto ed io per Vittorio Veneto. Ringrazio la famiglia Carnielli che ci ha aiutato per la realizzazione e la ricerca storica e bibliografica di Teodoro Carnielli. Li ringrazio, sono qui presenti. Ringrazio i nipoti che sono Donato, Carla, Rita con la figlia Teresa, Bice Grassi che era la moglie di Teodoro, detto Doretto, con Teodoro Junior, la famiglia Bottecchia con i pronipoti Domenico, Franco Bottecchia, Renato Zarpellon e Ivano Piccin, i relatori, l'architetto Pescarollo con il collaboratore il dottor Lucio Bonato e ringrazio soprattutto un ringraziamento doveroso agli studenti che oggi sono qua, sono attori, non sono più spettatori per quello che poi vedrete. Ringrazio quindi i loro dirigenti, Susanna Picchi e il professor Bernardi e permettetemi un ringraziamento davvero di cuore alla professoressa Cinzia Bottecchia per l'amore e la passione per la realizzazione di queste cose che poi vedrete, che ha trasmesso ai suoi allievi in questa nuova esperienza. Ringrazio il signor Diego Lizzi per la messa a disposizione delle grazielle che vedete qui esposte. Ringrazio la ditta IM nella persona di Andrea Maroelli per la ricerca storica, l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea del Vittoriese nella persona di Pierpaolo Brescacin per le informazioni storiche che ci ha fornite e infine la ditta Eurovelo per il supporto e naturalmente l'amministrazione comunale. Siamo nel mese di maggio e abbiamo voluto dedicare questo evento proprio in questo mese che è il mese dedicato alla bicicletta e al Giro d'Italia, però purtroppo coincide anche con le elezioni comunali e perciò c'è un protocollo che noi dobbiamo appunto rispettare e non possiamo dare la parola al sindaco, agli assessori qui presenti e per, diciamo così, un silenzio venatorio. Perciò rispettiamo questo protocollo e quindi abbiamo pensato che gli saluti ce li può portare una persona altrettanto autorevole, famosissima nel mondo dello sport e vorrei invitare a salire sul palco Marzio Bresoghini. Grazie di essere venuto, ringrazio di aver accettato il nostro invito. Quindi a lei l'onore di salutare la platea e chi ci segue anche da casa attraverso la TV della tenda, che ringrazio Federico Campolalorto per la regia. Buongiorno a tutti, da cittadino vittoriese. Intanto vi ringrazio di essere venuti in questo nostro teatro a seguire questo splendido evento che ricorda due figure importanti, una come atleta la Bottecchia e una come famiglia Carnielli, che hanno unito i loro destini e hanno portato un lustro grandissimo quello che è stato il nostro territorio in due momenti storici diversi, quindi un momento del dopoguerra, quindi già l'idea di andare in Francia a correre il Tour de France in quel momento
e poi vincerlo dopo una guerra insomma andata come era andata per vari motivi è stata una figura che forse poco valutata rispetto alla grandezza, cioè l'idea di un atleta che vince un Tour de France adesso è considerato un super atleta, un super personaggio. Vincerne 2 di fila in quel momento storico è qualcosa di veramente di eccezionale. E poi la famiglia Carnielli, grazie alla Graziella, che è diventato un oggetto di culto, un oggetto di moda, un oggetto di grande, che lo è ancora, dopo 60 anni è ancora moderna, quindi qualcosa veramente che ha fatto. Quindi ringrazio tutti i convenuti, ringrazio le autorità presenti e spero che vi divertiate, impariate qualcosa anche di interessante su quella è stata la nostra storia. Grazie per chi ha organizzato, perché mettere insieme tante figure e tanti momenti non è facile. Grazie. Grazie a lei, grazie davvero. Può rimanere con noi, prego. Non ci abbandoni. Bene, Vittorio Veneto, città della bicicletta. Perché abbiamo scelto questo titolo? Per fare una trilogia. Vittorio Veneto, città della vittoria, Vittorio Veneto, città della musica e Vittorio Veneto, città della bicicletta. Così storia, arte e sport faranno di Vittorio Veneto una periferia competitiva. Ma in realtà un'assonanza, una cosa che avvicina Vittorio Veneto, un legame che ha la bicicletta con Vittorio Veneto, ci sono tanti motivi. Il primo motivo perché ha dato i natali a 2 grandi campioni del ciclismo, come avete sentito, Marzio Brusaghin scusatemi il cognome, e poi anche a Renato Longo, il vincitore, il campione di ciclocross. E poi naturalmente la Graziella, che ha fatto conoscere Vittorio Veneto in tutto il mondo. Ma c'è un altro motivo storico per quale la bicicletta è stata protagonista per Vittorio Veneto. Ricordiamo, durante la Resistenza le donne usavano la bicicletta per nascondere i messaggi nel cestino e dare informazioni segrete ai partigiani. E Vittorio Veneto fu insignita dalla medaglia d'oro al valor militare proprio per la Resistenza. E quindi il ruolo delle donne fu molto importante e la bicicletta fu di loro aiuto. E voglio sottolineare l'importanza che ebbero le donne in quel periodo per la lotta per la liberazione. Ma c'è un motivo ancora più remoto che lega la bicicletta a Vittorio Veneto, ed è un altro evento storico che è nella Prima Guerra Mondiale. Sappiamo tutti che Vittorio Veneto se la si ricorda per la fine della Grande Guerra, e quando l'esercito italiano nell'ultima battaglia finale sfondò il Piave per arrivare qui a Vittorio Veneto, che era occupata dall'esercito austro-ungarico, i primi ad arrivare furono i Fanti. C'è una fontana dedicata a loro, e tra i quali anche fu Fante, anche mio nonno, cavaliere di Vittorio Veneto. E insieme ai Fanti vennero anche i bersaglieri ciclisti, e oggi qui, per ricordare Ottavio Bottecchia, che fu anche lui un bersagliere ciclista, lo vogliamo ricordare con una rappresentanza di bersaglieri, e vorrei invitare il generale della sezione di Conegliano ad raggiungerci sul palco. Mi dicono che non chiamavano le biciclette ma le carriole. Grazie di essere venuto e di aver accettato il nostro invito. Per noi è veramente un onore. Io volevo farle una domanda: ma come facevano questi bersaglieri con queste biciclette andare all'assalto in questa situazione così drammatica? La bicicletta era il mezzo di locomozione innovativo anche per l'esercito.
Pertanto alcuni bersaglieri erano ciclisti per particolare preparazione atletica. Tra questi ricordiamo appunto Ottavio Bottecchia, e quindi venivano sempre addestrati per raggiungere delle posizioni particolari. Ricordiamo che Ottavio Bottecchia fu addestrato appunto dal suo comandante di plotone, un certo Gallia, e Gallia ebbe modo di notare le sue qualità atletiche. Pertanto fu poi invitato a partecipare a diverse gare in ambito del reggimento. E questi atleti, che erano appunto ciclisti, hanno costituito un reparto in ambito ai vari reggimenti, quindi era una specialità nella specialità. Ecco. In particolare Bottecchia ebbe modo di essere decorato di medaglia di bronzo per determinate azioni che fece sul fronte italiano orientale durante il piegamento di Caporetto. La seconda e terza armata retrocesse e tentarono una resistenza sul tagliamento. Alcuni reparti resistettero, tra questi il 6° reggimento bersaglieri, cui faceva parte Ottavio Bottecchia. Ricordiamo anche e soprattutto il fratello Giovanni Bottecchia. Anche lui è stato arruolato nel 6° reggimento bersaglieri con il fratello Ottavio. E fu lì che Bottecchia dimostrò oltre alla sua, diciamo, potenza fisica, anche quella militare, perché raggiunse determinate posizioni sulla linea, portando anche delle armi di reparto, una mitragliatrice. E quindi lui dice: raggiunsi la posizione a Sequals, vicino Pordenone, seguendo degli sentieri che erano molto difficili a percorrere, con la mitragliatrice e con le bandoliere con le munizioni. Diciamo uno sforzo notevole e un itinerario particolare che solo le capre, diceva così, potevano percorrere. Ecco. Con questa diciamo, prova che lui ha avuto, ha dimostrato di avere delle doti eccezionali anche dal punto di vista sportivo. Noi di Conegliano abbiamo organizzato una corsa ciclistica, la Conegliano Pedale, che si faceva annualmente, in memoria appunto di Ottavio Bottecchia, in occasione del 60° anniversario di fondazione della sezione di Conegliano. Ecco, appunto per ricordare l'atleta. Dicevamo i ciclisti. Allora, i ciclisti nacquero a Parma ai primi del Novecento, furono costituiti su un progetto dello Stato Maggiore proposto dal maggiore Natali. Il maggiore Natali propose di costituire una compagnia per ogni reggimento. La compagnia poi divenne battaglione, perché il maggiore Natali fece partecipare il battaglione al primo Giro d'Italia. Fu quello il primo Giro d'Italia. I bersaglieri percorsero circa 1300 chilometri in bicicletta, nella famosa carriola, e anche a piedi per raggiungere alcune vette medie. Da quel momento lo Stato Maggiore del Regio Esercito approvò la costituzione di un battaglione per ogni reggimento. Allora c'erano 12 reggimenti, peraltro numerati
i battaglioni costituiti, numerati con il numero del reggimento di appartenenza. Primo reggimento bersaglieri, primo battaglione ciclisti, secondo reggimento bersaglieri, secondo battaglione ciclisti, terzo reggimento aveva il terzo ciclisti, il famoso battaglione di Enrico Toti, che peraltro era il battaglione che entrò anche a Vittorio Veneto, il terzo battaglione bersaglieri. L'11° battaglione ciclisti invece alla cittadinanza di Vittorio Veneto concluse anche gli ultimi combattimenti a Col del Spin, che è vicino appunto ai laghi di Revine, dove si ebbero 3 morti, gli ultimi morti della Grande Guerra. Ecco. Allora la bicicletta, fammi vedere qua, è una bicicletta che diciamo era stata studiata appositamente dal punto di vista tattico operativo per aumentare la dinamicità e mobilità ai bersaglieri e muoversi meglio per determinate azioni di esplorazione e di contatto con il nemico. Ecco, aveva costituita da un cambio solo, fisso, le ruote erano piene, senza camera d'aria, quindi il bersagliere doveva sempre pedalare, e pieghevole, come avete notato anche la graziella. Sullo stesso stile, la graziella si piegava per il trasporto, per il trasporto anche in macchina, per meglio collocarla, e anche quella dei bersaglieri, la famosa carriola, denominata così dai bersaglieri stessi, si piegava e si portava anche in spalla per raggiungere posizioni particolari durante le marce. Il fucile veniva trasportato in questo sistema qui, sul porta arma. La stessa cosa, veniva piazzata anche la mitragliatrice, chi doveva trasportare la mitragliatrice, che era pesante di per sé. Gli ufficiali avevano la pistola, armati di pistola, e la sciabola degli ufficiali veniva collocata alla stessa maniera, di là, così per traverso. Le zanerie venivano trasportate con questo sistema qui di aggancio, e le cartelle trasportavano appunto razioni da combattimento e altro materiale, venivano trasportate là dentro in queste cartelle. Notiamo anche la borraccia attaccata. Il peso all'incirca era tra i 35 in su, dipende dall'armamento che trasportava. Ecco, e quindi praticamente era il motivo di poter potenziare il profilo atletico di tutti i bersaglieri ciclisti. Per quanto riguarda invece l'impiego, come vi ripeto, che un battaglione per ogni reggimento era su biciclette. Poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, il decreto fu approvato per estendere la costituzione di altri battaglioni, o perlomeno per poter autorizzare il reggimento a fruire di bicicletta. Tutti quanti i 3 battaglioni erano in bicicletta. Questo. Questa è la coperta, vi sta indicando il bersagliere qua a fianco, è la coperta da campo che veniva anche trasportata con questo sistema, e in più aveva anche uno zainetto. Poi, biancheria intima, ecco, mi dice appunto il bersagliere, e anche il pasto. Sì. Allora, queste cartelle qui trasportavano la biancheria e il ricambio, e queste qui, nonché la razione K, la razione da combattimento, veniva messa lì.
Questa era la dotazione della bicicletta. Grazie. Vi porgo i saluti della sezione di Conegliano, saluti a tutti, in particolare alla famiglia Carnielli, alla famiglia Bottecchia, alle autorità presenti. E abbiamo anche i nostri bersaglieri presenti qui, della sezione di Vazzola, sezione di Vittorio Veneto, non la dimentichiamo, ci sono anche i bersaglieri di Vittorio Veneto, oltre a quelli di Conegliano, quindi a noi fa piacere presenziare a queste particolari manifestazioni cui si ricorda appunto l'eroe Bottecchia e anche suo fratello, anche Giovanni, lo ricordiamo veramente con tutto il cuore. Grazie comunque. Bene, grazie a lei, grazie ancora. Bene, grazie di questa spiegazione molto dettagliata. Lasciamo accomodarci ed ora entriamo nel vivo del nostro incontro. A me è l'incarico di parlare di Teodoro Carnielli e non è una cosa semplice per chi come me non è uno storico, ma abbiamo cercato di ricostruire la sua vita attraverso le testimonianze di familiari, di documenti e le ricerche bibliografiche, per poter raccontare la storia di un grande personaggio che ha contribuito allo sviluppo economico e sociale della città. E non nego di avere una grande emozione nel doverlo ricordare. Teodoro Carnielli nacque a Columberto il 29 luglio del 1881, era conterraneo di Ottavio Bottecchia, avranno vite diverse, ma poi vedremo come si intrecceranno le loro storie. Teodoro era il primo di 6 fratelli, allora c'erano tante famiglie numerose perché era forza lavoro. Il padre Lorenzo era un fabbro ferraio e tutti i figli impararono dal padre, ognuno di loro svolsero poi un'attività in proprio. Teodoro aveva così iniziato a lavorare fin da giovane con il padre Lorenzo in vari mercati del Cadore, imparando così l'arte della lavorazione del ferro. La famiglia poi si trasferì da Columberto a Vittorio Veneto e qui Teodoro conobbe Teresa Tonon, che si sposarono nel 1906. La moglie Teresa è stata una donna molto importante per Teodoro, una presenza che si rivelerà preziosa e fondamentale anche nella sua vita professionale, come dire, dietro un grande uomo c'è una grande donna. Ebbero 5 figli, Lorenza, Mario, Lidia, Guido e Ugo. Lidia morì a 18 anni di tubercolosi, Lorenzina andò in sposa a Giulio Lapasini, importante impresario edile locale. Ugo si trasferì e visse a Treviso, Mario e Guido invece affiancarono il padre nella gestione dell'azienda. Nel 1909 Teodoro lasciò l'attività paterna e aprì, finanziandola con la vendita di una piccola proprietà della moglie Teresa, un'officina di riparazione e vendita di macchine da cucire e di biciclette in via Labbi, nel quartiere ebraico. L'intestazione di quella prima ditta era Emporio Ciclistico Teresa Tonon Carnielli. Io penso sia stata una delle prime donne imprenditrici. E nel 1911 iniziò a produrre i primi esemplari di bicicletta e la sua bottega artigiana divenne in breve tempo una piccola e promettente azienda. Fin quando poi scoppia la Prima Guerra Mondiale. E con la disfatta di Caporetto, lo sappiamo tutti, l'esercito austro-ungarico viene ad occupare la città di Vittorio Veneto e così Teodoro dovette lasciare la sua casa e con la famiglia recarsi altrove, quello che è successo anche dai tempi nostri, vediamo con i profughi. Pochi giorni, quindi parte, va a Roma e da lì però si trasferisce a Milano. E qui trova lavoro come profugo militarizzato presso la ditta Prinetti Stucchi, prima fabbrica italiana di cicli convertite allora alla produzione bellica. Finito poi il conflitto bellico, rientra a Vittorio Veneto nel 1919 e riprende l'attività in via Labbi, dove l'aveva lasciata. Con la guerra però tutto era andato perduto, ma un po' alla volta
si rimbocca le maniche e riesce a ricostruire con l'esperienza che ha avuto dalla Stucchi, e nel giro di pochi anni riuscì a far rinascere la sua piccola azienda. Qui potete anche vedere nelle slide. E qui in Via Labbi nel 1921 edificò una nuova officina e un negozio che aprì nell'attuale Via Manin, che divenne un punto vendita di macchine da cucire e prodotti di noti marchi come Pirelli, Hankinson e nelle cartucce Delfino e Perodi. La prima grande svolta però della sua vita, della vita aziendale, arrivò nel 1926 con l'utilizzo per la produzione di linee di bicicletta nel nome Bottecchia, in accordo col famoso ciclista Ottavio Bottecchia. Non sappiamo esattamente come avvenne il loro incontro, ma sembra che Bottecchia, di ritorno da un allenamento in Cansiglio, abbia avuto un piccolo incidente con la sua bicicletta e si sia recato da Teodoro per farla riparare. Lì i due si conobbero di persona, Carnelli gli diede una bicicletta di cortesia e fiutò subito in Ottavio la stoffa del campione. Iniziò così a sostenerlo in più occasioni, a incitarlo a proseguire nella carriera di ciclista e infine, come si dice, a mettere una buona parola con Luigi Ganna, che lo inserì come professionista nella sua squadra, la Ganna Dunlop, nel 1922. Da allora la Carnelli iniziò a produrre biciclette che negli anni 30 e 40 commercializzò con il marchio Bottecchia. Ed ora vorrei lasciare la parola a Mattia che vi spiegherà il logo, il marchio Bottecchia. Come simbolo del logo e marchio Bottecchia abbiamo scelto di descrivere la Specialissima ideata da Teodoro Bottecchia nel 1935. Aveva un telaio con delle congiunzioni speciali alla francese e un pignone demoltiplicato, fatto appositamente per la famosissima e importantissima corsa ciclistica Parigi-Roubaix, che attraverso il pavé dà impegno sia alla bici che all'atleta. Aveva dei cerchi in lega leggerissimi prodotti dall'azienda Sanremo ed erano il modello Piuma. Aveva un bloccaggio mozzi ideato dalla Sapi che consentiva di togliere e rimontare la ruota molto velocemente, proprio perché il cambio non era come lo conosciamo noi, un cambio a scatto, ma era un cambio che bisognava smontare, invertire la ruota e poi rimontarla. Aveva dei mozzi che erano stati ideati dalla Bottecchia proprio da corsa Parigi-Roubaix, aveva un design elegante e molto durevole. Poi aveva un manubrio idealizzato sempre dall'industria Bottecchia ed era fatto su misura per il ciclista. Però la vera chicca di questa bici, che la rende specialissima, è l'oriatore posto sotto il sellino che, diciamo, per essere riempito non bisognava togliere il sellino e poi rimontarlo. Come avete sentito, con questo marchio la Carnelli partecipò a numerosi giri d'Italia e Tour de France, facendosi conoscere in tutto il mondo e sponsorizzò famose squadre ciclistiche, portando alla ribalta professionisti che hanno fatto la storia del ciclismo, come Fornara, Mencini, Bobet, Motta, Saronni e Lemon. Qui abbiamo anche delle biciclette di Lemon e Saronni. Nel 1949 fu formata la prima squadra corse che nel 1951, per la 42esima edizione della Milano-Sanremo, la Carnelli aveva già due squadre, la Leocloro e la Bottecchia Ursus, e Louison Bobet si impose su tutti, regalando una storia quanto inaspettata vittoria. 2 edizioni del Giro d'Italia sono state vinte da atleti in sella bicicletta Bottecchia, nel 1966 con Gianni Motta e nel 1979 con Giuseppe Saronni. In epoca più vicina, l'americano Greg LeMond vinse nel 1989 una indimenticabile edizione del Tour de France. Va detto che Teodoro è stato, durante tutta la sua vita, un grande appassionato sportivo e ha dedicato sempre una grande attenzione ad ogni attività amatoriale ed agonistica,
una passione ed edizione lunga un'intera vita, che gli valse il titolo negli ultimi suoi anni del nonno degli sportivi vittoriesi. Nonno d'oro lo chiamavano affettuosamente. Insieme alle biciclette con marchio Cicli Bottecchia, in pieno regime fascista, dalla fabbrica uscivano delle biciclette con il marchio Trionfo. E la bicicletta Trionfo è proprio l'espressione di quell'epoca autarchica. In questi anni Teodoro Carnielli nutre la passione per il circo equestre e lo legherà a nomi prestigiosi circensi italiani, quali la famiglia Toni e Orfei, per i quali produrrà anche le strane biciclette utilizzate durante gli spettacoli, come quella di una sola ruota per acrobati. A testimonianza del sodalizio con la famiglia Toni, questa foto che vedete, nel 1957 ricorda un momento che viene riportato anche dallo storico Ido da Rossa nel suo libro Cronache Vittoriesi. Nel circo Togni, che spesso faceva tappa a Vittorio Veneto, erano nati 3 leoncini, cui furono dati i nomi di Vittoria, Veneto e Leo. Quest'ultimo, Leo, fu donato a Teodoro Carnielli in segno di amicizia e questo leoncino che ebbe nel giardino della famiglia Carnielli fu portato addirittura nello stand della Carnielli alla fiera del ciclo di Milano e successivamente però poi fu riconsegnato al circo Togni. Una tappa molto dolorosa, perché ricordiamo che Teodoro Carnielli visse a cavallo di un secolo e dovette affrontare 2 guerre. All'arrivo della seconda guerra mondiale i figli di Teodoro partirono per la guerra e mamma Teresa fece voto che se tutti i 3 figli, Mario, Guido e Ugo, fossero tornati salvi, avrebbe fatto erigere un altare in segno di ringraziamento e così fece. Lo potete vedere tutti nella chiesa di Salsa, entrando si trova oggi sulla sinistra. Superate quindi poi le vicissitudini della seconda guerra mondiale, la produzione venne subito potenziata. In azienda erano entrati i figli di Teodoro, Mario, classe 1908, e Guido, classe 1911, che nel dopoguerra la imposero con criteri prettamente industriali. Il figlio Mario si occupò prevalentemente della produzione a Vittorio Veneto. Mario si sposò nel maggio del 1936 con Angela Marin e ebbe 5 figli: Teodoro Junior, detto Doretto, Donato, Carla, Giorgio e Paolo, che con vari incarichi lavoravano successivamente in azienda. L'altro figlio, Guido, si dedicò alla promozione, al marketing e al lancio di nuovi prodotti. Nasceranno così le sue intuizioni, le innovazioni dell'era d'oro della Carnielli. Siamo negli anni 50, 60 e 70. Guido si era sposato nel novembre del 48 con Gigliola Gilera, figlia del noto industriale, proprietario della Gilera Motocicli, vedova di guerra e donna di grandissima cultura, che parlava perfettamente 4 lingue e che lo introdusse nei salotti bene di Milano. Proprio in quella città furono aperti gli uffici commerciali della ditta Carnielli. Nel 1951 la Carnielli veniva trasformata in società per azioni con il nome di Teodoro Carnielli e C. SpA. Pensate. Furono fissati nuovi obiettivi commerciali. L'azienda entrò in grandi mercati internazionali, iniziando da quelli del sudamericani per raggiungere via via quelli dell'America centrale, dell'Africa, dell'Asia, realizzando non solo forniture di biciclette a marchio Carnielli, ma motocicli con il marchio Vittoria, componenti per cicli e motocicli, in particolare selle e marchio Dolomiti, telai, cerchi e parafanghi. Dobbiamo arrivare però alla fine degli anni 50 per poter compiersi la seconda grande svolta nelle vicende e nel destino dell'azienda Carnielli, e protagonista fu il figlio Guido. Nel 1953 Guido aveva preso le redini nell'azienda, diventandone presidenti. E alcuni mesi prima, nel settembre del 1952, mentre era in compagnia del nipotino Doretto, figlio Mario, di ritorno da Milano, subì un incidente stradale vicino a Padova e riportò pesanti fratture ad entrambe le gambe. Per il recupero fu ricoverato nella clinica Codivilla a Cortina d'Ampezzo e il medico curante gli consigliò come terapia riabilitativa il movimento delle gambe simulando la pedalata della bicicletta, ma non era così semplice. Non potendo utilizzare la bicicletta, quindi, gli venne l'idea di creare un attrezzo che gli consentisse di pedalare da fermo
e fosse così sicuro a sostenere anche il suo considerevole peso. Così nacque la prima bicicletta da camera della storia e fu italiana, meglio vittoriese. Lo dico a tutti: quando andate in palestra ricordatevi che la cyclette è nata qui a Vittorio Veneto dall'idea di Carnielli. Il termine cyclette fu coniato per promuovere il prodotto che usciva dalle fabbriche Carnielli, diventò un'esclusiva Carnielli, mentre tutti gli altri prodotti che nacquero successivamente potevano denominarsi solo bicicletta da camera. La cyclette era solo marchio Carnielli e da qui conquistò il mondo. Ottenne grande successo e fu presentata nelle più grandi fiere nazionali e attrezzata anche a livello internazionale. Venduta alla Rinascente di Milano, fu inclusa nel catalogo Sears, uno dei primi di più diffusi cataloghi di vendita della corrispondenza in USA, e in quello francese della Manu France fu venduta a Harrods, al grande magazzino di lusso di Londra. Ed ora chiedo a Christian di illustrarci la scheda tecnica. Infatti, la grande novità di Carnielli è la cyclette, che dal 1953 viene prodotta in diversi modelli, dal design ricercato e dalle caratteristiche tecniche innovative. I modelli comprendono la cyclette classica, pieghevole, mini bike e spin bike. Questo prodotto, come già detto, è brevettato e è riconosciuto in tutto il mondo. Le cyclette Carnielli si sono evolute dal punto di vista tecnologico. Infatti oggi permettono di monitorare tempo, velocità, distanza dell'allenamento e calorie bruciate. Inoltre, grazie ai sensori Hand Pulse, riescono a monitorare i battiti cardiaci in tempo reale. Grazie. Alla cyclette si sarebbe affiancata negli anni 60 la produzione di altri attrezzi sportivi, vogatori, attrezzi da camera, pungible, nonché slitte e bob. Da quel momento la produzione puntò molto su questo nuovo settore e venne esportata nei maggiori mercati internazionali. A riprova che la ditta diventò un'azienda leader a livello nazionale e internazionale nel settore degli attrezzi sportivi e nel fitness, basti ricordare che fu fornitore ufficiale di ben 2 Olimpiadi, che il caso volle essere segnate da eventi purtroppo indimenticabili. Ricordiamo le storiche Olimpiadi di Monaco 72, tristemente note per il tragico attentato palestinese del gruppo Settembre Nero, dove morirono 11 atleti della squadra olimpica israeliana, 5 sequestratori e un poliziotto. E le Olimpiadi di Mosca del 1980, boicottate dagli Stati Uniti e da molte altre nazioni, in segno di protesta per l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Nel 1959, con la grande diffusione dell'uso dell'automobile, provocò la crisi della bicicletta in Italia, perché sopraggiunge poi la Fiat con la 600. La Carnielli, dovendo cercare nuovi sbocchi commerciali, si avventurò, prima fabbrica italiana nel settore, nella difficile conquista del mercato statunitense, riuscendo a realizzarvi una consistente rete distributiva. Tra il 1960 e il 1963 la Carnielli studiò e commercializzò la prima bicicletta pieghevole, di poco ingombro, per poter essere facilmente riposta in uno spazio limitato, come poteva essere appunto il bagagliaio della 600. Inizialmente con il brand Bottecchia fu chiamata La Piccola. In seguito nel 64 la Carnielli e la Mondadori Editori, editrici della rivista femminile Grazia, che esiste tuttora, da qui diede il nome Graziella. Fecero un accordo, la Mondadori si impegnò a pubblicizzare la Graziella in esclusiva e gratuitamente nel settimanale Grazia, concedendo l'uso dei caratteri tipografici della rivista e del marchio Graziella, e la Carnielli a riconoscere una royalty per il ciclo al raggiungimento di un certo numero di vendite. La disegnò Rinaldo Donzetti, un importante e riconosciuto artista del design italiano che già collaborava con case storiche motociclistiche come la Gilera e la Guzzi, il cui lavoro fu influenzato anche dall'amicizia profonda con Bruno Munari, con cui collaborò direttamente. Una sapiente e massiccia campagna pubblicitaria fece il resto e fu subito Graziella Mania. Famose divennero le foto di Brigitte Bardot, che avete visto anche all'ingresso,
La diva insella la Graziella, immortalata a Parigi lungo le Champs-Élysées, la pubblicizzava come la Rolls-Royce delle biciclette, a sottolineare la qualità costruttiva di materiali, l'eleganza e la raffinatezza. Non solo, ebbe tanti altri testimonial famosi come Salvador Dalì, a Paola di Liegi, la futura regina del Belgio, che volentieri si facevano ritrarre con la mitica Graziella, sinonimo di praticità e anticonformismo. Fellini la riprese addirittura in uno dei suoi film capolavoro, Giulietta degli Spiriti. La Graziella ebbe un successo veramente strepitoso, anche a livello internazionale. Fu una vera e propria moda, tutti la volevano, giovani e meno giovani, donne, uomini, ragazzi, bambini. Diventò in poco tempo il sogno di tutte le famiglie italiane e un vero e proprio status symbol per i giovani in pieno spirito anticonformista. Nel periodo di massima produzione, per dare un'idea del numero di biciclette prodotte e di messe sul mercato, dalla fabbrica Carnielli uscivano una bicicletta Graziella ogni minuto e mezzo, e questo lo può anche testimoniare una persona che conosco ma non posso citare, che mi disse quando ero ragazzo lavorava dalla Carnielli e uscivano veramente una Graziella ogni minuto e mezzo, quindi immaginate la produzione. Nel giugno del 1966 questo innovativo prodotto, la prima bici pieghevole, icona dei Made in Italy anni 60, valse all'azienda Carnielli il premio Mercurio d'Oro, che sarebbe l'Oscar del commercio, prestigioso riconoscimento concesso alle imprese. Sì, adesso do la parola a Simone. Riguardante la bici Graziella dobbiamo assolutamente accennare alcuni dati tecnici. Ha un peso che va dai 10 ai 15 kg a seconda del modello. È formata da un telaio in leghe metalliche, dei sellini ergonomici e dei pedalini antiscivolo, così che possa facilitare la manovrabilità e il trasporto. Una volta montata, pronta all'utilizzo, ha le dimensioni di una bici comune, mentre una volta piegata, pronta per il trasporto, le dimensioni sono molto diverse. Ha una lunghezza inferiore a 1 metro, un'altezza dai 60 ai 70 cm e una larghezza sui 30-40 cm. Anche le ruote hanno diverse dimensioni, sono dai 16 ai 20 pollici, che sono intorno ai 50 cm, a parte per la Graziella Baby, che ha le ruote di 12 pollici. I colori classici sono il blu e il bianco. Nel corso degli anni ha avuto numerose evoluzioni. Tutto è partito nel 1964, dove ha avuto una grande popolarità per il suo design. Era utilizzata principalmente dalle femmine e dai giovani. Il vero restyling però è venuto nel 71, dove oltre ad essere stata venduta in molti paesi europei, è stato introdotto un campanellino con una G di Graziella inciso sopra, un fanalino incorporabile, un sistema ad antifurto a chiave e le dimensioni delle ruote sono passate a un massimo di 22 pollici. Tutt'oggi la Graziella è ancora cercata dai collezionisti per il suo vintage e la possiamo ancora osservare nelle strade lungomare. Sulla scia quindi del fenomeno Graziella nacquero fin da subito una serie di innumerevoli imitazioni. Il mercato fu invaso da biciclette prodotte da altre importanti marche come l'Altala, l'Aurelia, la Girardengo, la Legnago, la Bianchi, che ne riproponevano in modo significativo, in modo più semplificato, la linea. Furono prodotte una serie di versioni particolari e indimenticabili, tra cui ricordiamo la Graziella Flor. Dalle decorazioni floreali in stile hippie si riceveva, pensate, un simpatico omaggio, un 45 giri Fonni Cetra, io vado sul fiore, vieni anche tu, per realizzare gli acquirenti, per deliziare gli acquirenti con una musica da ascoltare con il leggendario giradischi. Poi abbiamo il modello tandem, il modello Richaud, il sofisticato modello dorato con sellino rotondo e tachimetro incorporato. Per i più piccoli alle classiche Graziella Junior e Baby, che li abbiamo qui in visione. Vi raggiunsero la sportiva Graziella Cross
il Chopper Graziella Leopard. La Graziella continuò ad essere prodotta fino alla fine degli anni '80. Oggi è oggetto di culto in tutte le sue versioni, come avete sentito. È diventato un ricercato pezzo di collezionismo. Sull'onda del successo riscosso dalla Graziella, la Carnielli, sul finire degli anni '60, commercializzò anche una moto, la Moto Graziella, e allora adesso la vedremo arrivare. Invito Matteo, Ales e Joel. Appunto, come accennato, adesso parleremo di un'altra creazione di Carnielli, la Moto Graziella. La Moto Graziella è un motociclo realizzato da Carnielli nel 1964 e messo in commercio per circa una decina di anni, più precisamente tra 68 e 79. È pieghevole come la bicicletta e la cosa interessante è che questo motociclo ha 2 catene che gli permettono di essere utilizzata come una bicicletta normale in caso di necessità, date anche le sue ridotte dimensioni e il suo peso di 36 kg. Anche se il suo periodo di vendita è stato breve, la Moto Graziella comunque rappresenta un simbolo di creatività italiana. Adesso parliamo della scheda tecnica della Moto Graziella. È composta da un motore Sachs monocilindrico orizzontale a 2 tempi con cilindrata di 50. Ha un raffreddamento ad aria monomarcia con frizione automatica, con un cilindro realizzato in ghisa e testa costituita da una lega leggera. Il motore funziona con una miscela al 4%, cambio olio ogni 6.000 km e controllo livello ogni 1.000. La Moto Graziella è composta da delle sospensioni sia anteriori che posteriori. Quella anteriore è composta dai bracci metallici che uniscono la forcella con la ruota, mentre quella posteriore è più classica con un ammortizzatore a molla. Per finire la scheda tecnica della Moto Graziella parlerò del telaio, dello sterzo, dell'impianto elettrico e degli accessori. Il telaio è composto da monotravi in tubi d'acciaio ad alta resistenza, mentre lo sterzo è posto più avanti rispetto al piantone dello sterzo e collegato con delle aste metalliche. L'impianto elettrico è alimentato da un volano magnete con un alternatore Bosch che è posto sulla sinistra dell'albero motore. Il faro anteriore è composto da una lampada antiabbagliante a bulbo e una lampada di posizione a siluro, mentre quello posteriore dà una lampada più classica. È dotato di motore, mentre i comandi e bottoni di massa sono posti sulla destra del manubrio. In dotazione veniva dato un kit per l'automanutenzione del monociclo e un borsone costituito da 2 ampi maniglioni, un fondo rigido in legno e basta. Sì. Ecco, io penso che con queste immagini, con questa descrizione potete capire la grandezza di questo imprenditore. La Moto Graziella però non riscosse molto successo come lo ebbe la Graziella.
e la maggior domanda di produzione di vari settori, che la resero una delle realtà economiche più importanti del territorio, impose il trasferimento dell'azienda in 2 stabilimenti a Vittorio Veneto. Alla metà degli anni 60, infatti, la vediamo in via Dante e poi nel Menarè, in una zona industriale di San Giacomo de Veglia, in un terreno che era già di proprietà di famiglia. La Carnielli negli anni 60 dava lavoro a quasi 300 dipendenti provenienti da Vittorio Veneto e dei paesi limitrofi ed arrivò ad occupare oltre 1000 indiretti. Volevo, se mi fate vedere la busta paga, la slide 30. Ecco, io ho voluto mettere questa busta paga perché io sono consulente del lavoro e per me questa busta paga è un reperto storico. Come vedete è scritta a mano, ora è impossibile poter calcolare una busta paga senza il computer. Semplice, non ha tutti le aliquote INPS, le detrazioni, le ritenute, che ci vuole appunto un calcolo difficile da fare. E la cosa curiosa è che, vedete, c'è scritto reclamare immediatamente se la busta paga non contiene la somma indicata, come dire parla ora o taci per sempre così mi eviti il contenzioso. Sarebbe da scriverlo anche nei nostri cedolini. Ma permettetemi una mia deformazione professionale e ho fatto un leggero calcolo. Ho considerato se fosse la Carnielli ora ancora attiva o al posto suo un'altra attività imprenditoriale con 300 dipendenti, una retribuzione media lorda di 1.800 euro, quindi un imponibile fiscale di 1.600 per 13 mensilità per 300 dipendenti, applicando un'aliquota del 0,80 di addizionali comunali, andrebbe nelle casse del comune 49.000 circa 40.900 euro all'anno di addizionali comunali. Questo lo dico perché ci sono in studio, in sala, dei futuri amministratori, sindaci, pensateci. Sempre negli anni 70 fu aperto uno stabilimento anche al sud, a Villaricca, in provincia di Napoli, ma tale esperienza si concluse alcuni anni dopo con la chiusura della filiale. La produzione in quelli che possono essere considerati gli anni d'oro della Carnielli, gli anni 50, 60 e 70, puntò sul settore della bicicletta, dei suoi componenti e soprattutto sul settore fitness, diventando azienda leader riconosciuta in Italia e all'estero. Ovunque i prodotti Carnielli si affermarono per la qualità e l'originalità, che la ditta fece conoscere tramite valide campagne pubblicitarie, sia in Italia che all'estero, utilizzando tutti i tradizionali media che anche nei numerosi punti vendita, nonché con la partecipazione alle esposizioni specializzate nazionali e internazionali, ottenendo così una diffusione mondiale di propri prodotti. Realizzò un'efficiente e particolare rete distributiva in Italia e punti vendita in tutta Europa e oltreoceano, raggiungendo livelli di vendita lusinghieri in Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra e anche negli Stati Uniti e in altri paesi come Canada, Venezuela e Sudafrica. Teodoro Carnielli mantenne sempre viva l'attenzione per la produzione e fu presente quotidianamente nello stabilimento fino agli ultimi mesi della sua lunga e laboriosa vita. Infatti morì a quasi 92 anni, quindi raccontare la storia di Carnielli mi ci è voluto molto tempo e scusatemi per la pazienza, però vale la pena ricordarlo. E si concluse quindi la sua vita il 19 maggio 1973, a maggio, proprio il mese dedicato al ciclismo e al Giro d'Italia. Come vedete nelle foto, il suo feretro fu portato a spalla dai suoi operai dalla fabbrica in via Dante, attraversarono poi la via fino a Viale della Vittoria per poi arrivare in via Manin, dove abitava, fino al cimitero dove fu sepolto. Si conclude così la vita di un grande imprenditore.
Oggi della fabbrica Carnielli rimane a Vittorio Veneto il suo scheletro. Davanti alla fabbrica ci passa una pista ciclabile e noi ci auspichiamo che quell'area possa essere riqualificata e rivitalizzata, così che i ciclisti, i viandanti o turisti possano ricordare la storia di un imprenditore che ha fatto di Vittorio Veneto una grande città. Grazie dell'ascolto. Ora parliamo di un altro grande personaggio che fu Teodoro Carnielli e lascio Ottavio, parlando di lui, scusatemi anche l'emozione, di un grande personaggio amico di Teodoro Carnielli che fu Ottavio Bottecchia. A Tiziana Gottardi la parola. Questo funziona perfetto. Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, aspetta che vediamo, cerchiamo di mettere a posto questo. Mi sentite? Sì, perfetto. Allora, buongiorno quindi da parte mia. Innanzitutto io ringrazio Maria Grazia perché così come vedremo poi nel mio racconto la vita di Ottavio e la vita di Teodoro si incrociano più volte partendo anche da situazioni così di fortuna. Devo dire che la mia venuta qui oggi è partita un pochettino così. Maria Grazia è venuta il 3 di febbraio all'inaugurazione che si è tenuta con Colleumberto del museo appena nato interamente dedicato ad Ottavio Bottecchia e lì, folgorate sulla via dei fratelli Tandura, ci siamo conosciute pur portando lo stesso cognome, non siamo nemmeno parenti e quindi insomma ci siamo viste e piaciute, scambiate qualche idea e qualche suggerimento su dei progetti che potevano essere un pochettino comuni e che un pochettino potevano accomunarci e siamo partite alla conquista di questa nuova avventura e quindi di questa occasione nel raccontarvi l'unione di questi due grandi personaggi. Vi prenderò con me un po' per mano. Voi vedrete delle slide dietro di me, io non sarò proprio precisa perché io scrivo delle cose che poi non seguo mai, quindi voi un po' mi ascoltate, un po' leggete, ma insieme cercheremo di ripercorrere i 100 anni di Ottavio Bottecchia. Allora, Ottavio Bottecchia nasce il 1 agosto 1894 a San Martino di Colleumberto. Nasce in una famiglia decisamente povera, come molto spesso capitava nelle famiglie del nostro territorio in quegli anni. Si chiama Ottavio perché i genitori, dotati di una grandissima fantasia, ma funzionava un po' così, era l'ottavo e quindi, per fare le cose veloci e in fretta, Ottavio era l'ottavo, lo chiamiamo Ottavio. Ci sono dei fratelli chiaramente prima di lui, nascono in questa famiglia e tutti la affollano, la vivono questa casa, una casa che già di per sé racconta un pochettino quella che era la dimensione della propria struttura familiare, della struttura anche sociale nella quale vivevano. Era una casa piuttosto austera, con delle finestre, poche, una casa bianca, simmetrica, un piccolo cortile, senza grandi vezzi, senza grandi cose, famiglia dedita al lavoro, come molte di famiglie come queste ce n'erano appunto sul nostro territorio. Questi 8 fratelli erano una forza importante per la famiglia, per il papà e per la mamma. Avevano bisogno di braccia che lavoravano e non avevano bisogno che queste braccia fossero o che queste persone fossero troppo acculturate o inserite in meccanismi diversi se non quelli di portare del pane sulla tavola, tranne la sorella, la maggiore Angela, alla quale fu dato poi il compito, imparando lei a leggere, a scrivere, a far di calcolo, fu dato poi a lei un po' il compito di insegnare, erudire un po' i fratelli sugli elementi base di quello che poteva essere la futura arma di libertà per i fratelli stessi. Ad Ottavio questo insegnamento così breve della lettura, della scrittura, del far di calcolo lo aiutò molto negli anni successivi. Tenetelo a mente questo particolare perché poi ci aiuterà in un passaggio della sua vita.
Quindi Ottavio tralascia un po' quella che è la gioventù, da ragazzino come quelli che noi siamo abituati, parlo con voi ragazzi, che siamo un po' abituati a vedere oggi, e inizia a lavorare subito, fa un po' di tutto perché c'era bisogno di aiutare la famiglia. Fa il manovale, il muratore, il calzolaio, il carrettiere, l'attività di carrettiere e poi l'attività che la famiglia porterà avanti nel tempo, porterà anche il papà ad abbandonare un po' l'Italia per poi ritornare, ma sarà un pochettino quell'attività che per un breve periodo gli farà anche toccare alla famiglia un po' di benessere, un po' insomma di agiatezza. Però anche nello svolgere l'attività di carrettiere Ottavio aveva un mezzo con sé che era il suo amico prediletto, ed era la bicicletta. Nel fare il carrettiere lui usava la bicicletta, salendo e scendendo dal Cansiglio, trasportava del legname dal Cansiglio e lo portava giù, e quindi era sempre in sella a questo mezzo, a questo strumento che effettivamente lui ce l'aveva nelle vene, lo amava, ed è un qualcosa che nella famiglia Bottecchia è rimasto poi nel DNA, perché insomma i Bottecchia hanno delle storie anche da ciclismo da raccontare. E scoppia poi la guerra. Tutti i figli maschi della famiglia Bottecchia va al fronte, uno di questi, il primo, Giovanni, parte prima di Ottavio. Giovanni aveva un legame particolarissimo con Ottavio, erano i 3 fratelli, Giovanni, Maria e Ottavio, gli ultimi 3 erano particolarmente legati. Giovanni parte per la guerra. Giovanni era anche il primo dei 3, il primo dei 2 tra lui e Ottavio, che si avvicina al mondo del ciclismo, quindi aveva una bicicletta che teneva e curava, dicono i pronipoti, mi raccontano, meglio di una fidanzata. Quindi era gelosissimo di questa bicicletta, ma nel partire, nell'andare in guerra, la lascia ad Ottavio dicendo: ti do il permesso di usarla solamente in tedi de festa. Quindi non poteva fare proprio tutto quello che voleva, però aveva la possibilità di usarla, e da lì ha unito la passione che aveva prima con la possibilità che gli si era appena creata, gli si è aperto un mondo, ma ahimè viene arruolato anche lui. Sia Giovanni che Ottavio si arruolano nel corpo dei bersaglieri, che io vi invito ad osservare, questi 3 ragazzi, perché sono qui in piedi fermi, noi siamo seduti belli comodi, ma loro sono qui belli in piedi dall'inizio, quindi complimenti davvero. E quindi parte anche Ottavio, si arruola anche lui nel 6° Bersaglieri, e poi tra l'altro spiccano subito le sue doti da ciclista, e quindi nel corpo degli assaltatori, e quindi bersaglieri in bicicletta. Insomma, catturato dagli austriaci 3 volte fuggito prima, il generale ci ha raccontato, quindi non sto a tediarvi con le cose che già avete sentito, ma anche nella prima guerra lui lascia un segno. Insignito della medaglia di bronzo a valor militare, torna a casa salvando la pelle con la medaglia, ma non ha abbandonato nel suo rientro a casa l'assoluta volontà di riprendere la bicicletta. Siamo nel 1919, c'è un evento particolare che riguarda anche Vittorio Veneto, c'è per la prima volta il passaggio del Giro d'Italia. E leggendo tra le varie cose che poi insomma uno legge, ha la possibilità di avere dei libri per mano, pare che Ottavio, il giro è passato proprio da Vittorio, San Martino di Collomberto, pare passato davanti a casa sua, e insomma i più romantici pensano che lui fosse lì affacciato a guardare questi corridori che passavano, quindi probabilmente alimentando ancora di più in quel momento il suo sogno di diventare protagonista di quell'avventura che lui amava, che era quella di correre, di fare il ciclista. E quindi timidamente, perché comunque aveva un padre da gestire e una futura moglie da convincere, cerca di iniziare la carriera da dilettante nel ciclismo. Inizia così nel 1920 con delle gare locali, e nel 1920 si ricongiunge anche con Teodoro Carnielli, anche lui colombertese, tramite delle conoscenze dell'amico ciclista vittoriese Cimetta, li fa rincontrare. Pare che Teodoro affettuosamente regali una bicicletta ad Ottavio, gli dia la possibilità di entrare in possesso di una bicicletta e quindi di iniziare questa carriera da dilettante.
Negli anni poi Ottavio ha modo di incontrare più volte Teodoro Carnielli, perché anche nei momenti in cui non era particolarmente certo di voler passare dall'attività di carrettiere all'attività di ciclista professionista, si confronta con Teodoro, il quale lo accoglie sempre a casa, lo ascolta, gli dà consigli e cerca soprattutto di aiutarlo a risolvere quello che per Ottavio è un grandissimo cruccio, che è quello finanziario. Lui ha voglia di rivalsa, di riscatto e di mantenere dignitosamente la famiglia che si è costituito nel 1920, il 6 di novembre, sposando Caterina. Caterina la sposa appunto nel 20, nel 23 nasce Fortunata Vittoria e nel 25 nasce Danilo Amerigo. Nasce prima Elena Giovanna, ma all'età di poverina 7 mesi, insomma ci lascia per malattia, spesso accadeva nell'epoca. Da qui però inizia una carriera dilettantistica, corre delle corse nel territorio che vince molto spesso e incominciano insomma a vederlo, ad essere osservato speciale da chi andava in giro per l'Italia. Incominciavano ad avere anche delle mire un pochettino espansionistiche nel mondo del ciclismo con altre corse. Il miraggio più ambito, la corsa più massacrante, difficile, turbolenta, incredibile, era, come dicono ancora oggi, il Tour de France. E quindi Ottavio nel 23 arriva quinto ad un Giro d'Italia ed un osservatore lo vede e lo tiene d'occhio. Ottavio non parte subito come prima scelta per il Tour de France del 1923, ma anche qui nasce un'altra situazione fortuita della vita di Ottavio Bottecchia. All'osservazione da parte di questi osservatori di Ottavio c'era Brunero, il quale rifiutò l'ingaggio per il Tour de France, quindi Bottecchia fu la seconda scelta meravigliosa e da lì la sua carriera incominciò a decollare. Però vi faccio un accenno sul perché Ottavio Bottecchia effettivamente è così importante e così noto, famoso, tanto da diventare un mito, giustamente. Allora, ad oggi sono 7 gli italiani che hanno vinto il Tour de France. Solamente Ottavio, oltre ad essere stato il primo nel 1924, ma fu l'unico italiano a bissare la vittoria anche nel 1925. Gli altri, da Bartali a Coppi, che hanno comunque vinto 2 Tour de France, non li hanno però vinti consecutivamente. Eppure, nell'immaginario collettivo, pare che il ciclismo nasca da Bartali in avanti, prima lo zero assoluto. Devo dire che non è così, mi sento di dire che la nostra terra ha dato i natali a chi invece il ciclismo lo ha in parte aiutato a creare. Lui ha fatto un ciclismo sicuramente eroico, romantico, ma decisamente difficile, percorrendo chilometri e chilometri su strade improponibili, e ha portato e indossato nella sua carriera, giusto per dare un ordine di grandezza, la maglia gialla per 34 giorni. Bartali, che è il più famoso forse, per 23 e Coppi per 19. Io non aggiungo altro, lascio parlare i numeri. Ritorno al Tour del 1923. Parte. Anzi no, scusate, vedete, io vado così, ma che cos'è il Tour de France? Allora, io lo dico per chi non è appassionato o comunque non è addetto alla materia. Allora, il Tour de France nasce nel 1903 e addirittura il primo vincitore pare essere un valdostano, che nel momento in cui viene dichiarato vincitore rivendica invece di essere francese. Quindi diciamo che parte comunque, la prima edizione è quella del 1903, e su idea di uno scrittore di un giornale, l'Autovelo, che in quel momento viveva anche dei momenti un po' di difficoltà, in quanto c'era un'altra rivista
che era una rivista insomma in competizione, che era Le Vélo. L'idea di questo giornalista è quella di dire: creiamo una corsa a tappe che ripercorra un pochettino la Francia. Nasce così la corsa più massacrante a tappe nel mondo del ciclismo maschile. Si chiama anche Grand Boucle perché se noi uniamo i puntini come nel gioco dell'enigmistica, nell'unire i puntini delle varie tappe si crea quasi un ricciolo. Grand Boucle in francese si chiama ricciolo, quindi quando sentite Tour de France o Grand Boucle di fatto si parla effettivamente della stessa identica cosa. C'è poi l'introduzione nel 1919 della maglia gialla, perché il giornale, quindi l'Autovelo, che ha dato il via a questa kermesse pazzesca, era stampato su carta gialla. Con la stessa regola, la maglia rosa del Giro d'Italia è perché è stata ideata dalla Gazzetta dello Sport, quindi anche qui abbiamo risolto il discorso, ma sono certa che già lo sapeste, ma insomma ho messo dentro questa cosina. Partiamo nel Tour del 1923. Ottavio Bottecchia parte appunto perché richiesta la sua partecipazione dopo il rifiuto di Brunero, e parte come gregario dei fratelli Pélissier. Erano 10-12 anni che la Francia non vinceva un Tour, quindi aveva nel DNA, nelle proprie corde, la volontà assoluta di vincerlo questo Tour. Bottecchia ha aiutato molto, ma correva molto forte, stava andando molto bene, stava rubando via la scena ai fratelli Pélissier. Quindi Henri Pélissier batte sulla spalla di Ottavio e dice: caro Ottavio, ti ricordo che sei stato chiamato al Tour non per vincere, ma per aiutarci a vincere. Quindi rallenta, arriva anche secondo, ma fai vincere noi. Ottavio accettò. Ottavio arrivò secondo dicendo però due cose. La prima: ricordatevi di me, torno il prossimo anno e tornerò vincitore. La seconda: accetto, ma mi firmate un contratto di almeno 3 anni. Quindi l'Automoto, la squadra con la quale corse il Tour del 23, accettò, e da quel momento per Ottavio, che aveva comunque sempre in mente Ischei, lui lo dichiarò più volte: mi corre pa Ischei, io ho fatto fatiche maggiori, che erano quelle della guerra e della fame, che non quella di fare il ciclista. Quindi lui ha messo un pochettino in pace la coscienza, ha sistemato la famiglia, ha iniziato a sistemare la famiglia, e la fatica del correre era gratificata assolutamente dall'agio o comunque dalla tranquillità economica che incominciava a avere. Per dare dei numeri che ci aiutano sempre a capire la dimensione della fatica dell'uomo, un Tour de France dell'epoca contava più o meno 5.000-5.500 chilometri. Era una kermesse che durava un mese, correvano un giorno, riposavano il secondo. A volte Ottavio, se sapeva che il giorno dopo aveva una corsa particolarmente difficile, agguerrita o importante, strategica per l'arrivo di tappa o per la classifica, non utilizzava quel giorno come riposo, ma lo utilizzava per l'avanscoperta. Quindi a volte potremmo anche dire che Ottavio ha corso più di un Tour all'interno dello stesso Tour. Era un uomo instancabile, era un uomo che è partito nel 1923 dopo comunque aver fatto la guerra che comunque lo ha debilitato. Lui si era ammalato di malaria, ma la volontà di emergere, di riscatto per se stesso e anche per la sua terra era molto molto più forte delle fatiche che lui stava sostenendo. Riparte nel 24, mantiene la promessa, parte, vince, indossando la maglia gialla dalla prima all'ultima tappa. Quindi, oltre ad aver vinto il Tour come italiano per la prima volta, lo vince anche in maniera straordinaria. Il 1925 è un altro anno di successi. Riparte e rivince. Ora, non indossando sempre la maglia gialla dalla prima all'ultima tappa, era pur sempre umano anche lui, ma vinse parecchie volte delle tappe. Tutto questo incominciava a dargli notorietà, ed è qui, tra il 25 e il 26, che le strade di Ottavio e di Teodoro si rincontrano. È un'amicizia che di fatto non si è mai
calmata, placata, scemata, anzi è un'amicizia che nel momento in cui rientra vittorioso dalla seconda vittoria del Tour, al richiamo di Teodoro, Ottavio, facciamo qualcosa insieme, dammi il cognome che lo mettiamo su una nuova produzione di biciclette da corsa, così che io aiuto te, tu aiuti me. Lui ha accettato subito, memore dell'aiuto che aveva ricevuto da Teodoro negli anni precedenti. Quindi due gran signori che nella loro vita hanno avuto modo di incontrarsi decisamente più volte. Poi c'è il Tour del 1926, Tour nel quale lui non aveva gran voglia di partecipare e di correre, ma era un uomo di parola, quindi aveva un contratto con l'Automotò che doveva assolutamente rispettare. Parte anche per il Tour del 1926, ma è un Tour che parte già in malo modo, diverse forature, diversi problemi, e sul Tourmalet, che era una delle cime che lui adorava scalare, perché i Pirenei gli hanno sempre comunque dato una grandissima soddisfazione, fatica, sudore, ma soddisfazione, non ce la fa e quindi dichiara il suo abbandono. Dice proprio non corre più le massa da pensare in un Tour, e quindi abbandona. Da lì non molla, anche se moralmente un pochettino giù di corda, insomma giù di morale, non molla e cerca di prepararsi per il 1927, Tour che non ha possibilità di correre. Il 3 di giugno del 1927 sulla strada in allenamento sulla strada di Peonis di Trasaghis ebbe un incidente misterioso. Qualcuno quel giorno lì, la giornata del 3 di giugno, la descrive la giornata del senza, perché Ottavio avevano una sorta di tacito accordo con i suoi fedeli amici o gregari, tra cui anche Alfonso Piccin, quella di non correre anche negli allenamenti da soli. E quel giorno Ottavio chiede a Piccin, chiede ad altri amici se potevano accompagnarlo in questa giornata di allenamento, ma tutti avevano un impegno diverso, chi con la fidanzata, chi ad imbiancare, chi con un altro impegno, insomma, quindi era la giornata dei senza amici. Era una giornata partita un pochettino strano, perché la nipote racconta, e anche la moglie, questo è un racconto che ci fanno i pronipoti, era partito che non stava bene. Non si capisce però se quel malessere era un malessere fisico o un malessere morale, in quanto a maggio, quindi poco prima, viene a mancare il fratello Giovanni, fratello con il quale, come vi ho detto prima, aveva un legame molto molto forte, e quindi forse anche in questo momento un po' così di tristezza anche interiore non gli ha permesso di esprimere al massimo, insomma, il momento in cui lui stava vivendo. Ricordiamo che Ottavio era un uomo particolarmente rude, taciturno, introverso, spigoloso lo era nel carattere così come lo era nel volto, quindi faceva anche fatica a dimostrare, a far uscire quelli che erano le sue sensazioni, i suoi sentimenti, però era caparbio, non era al 100% della forma, ma quel giorno parte comunque. Parte in quel giorno dei senza ed ebbe appunto questo incidente su questa strada pianeggiante. C'è un libro bellissimo, si chiama Il corno d'Orlando, scritto da Claudio Gregori, che descrive come questi ciclisti facevano le discese, e diceva che facevano le discese a tomba aperta. Questo vi fa capire come correvano anche in discesa. L'incidente lui lo ebbe su una strada completamente pianeggiante. Quando lo trovarono agonizzante con una frattura alla base cranica, con più di una frattura alla base cranica, che è una frattura un po' strana per chi cade dalla bicicletta. La bicicletta, tra l'altro, pare non avesse un graffio e la bicicletta non è più stata trovata. La stessa cartella clinica non è stata trovata. Ora, sono passati quasi 100 anni, perché muore il 15 di giugno dopo un 12 giorni di agonia, dai quali non si riprende se non sporadicamente dicendo malor, e anche qui si aprono due ipotesi. Chi dice malor in francese voleva dire disgrazia, a quel punto Ottavio, da parlare solo dialetto, parlava anche il francese, la vedo un po', però tutto può accadere. Oppure malor del tipo
sto male, sono stato male, motivo per il quale l'assicurazione ha totalmente risarcito la famiglia. Apro e chiudo la parentesi, pare che poi l'assicurazione abbia chiuso dopo il risarcimento alla famiglia Bottecchia e quindi non si riprende più. Viene a mancare il 15 di giugno del 1927 la stessa cartella clinica sparisce. Ora dicevo, sono passati quasi 100 anni dalla morte di Bottecchia, misteriosa, decisamente. È stato indagato molto, è stato scritto molto, correttamente, perché probabilmente dei dubbi, dei punti di domanda, delle domande aperte, è corretto che ci siano. Ognuno di noi poi, se ha voglia, legge le cose, si fa la propria idea. Ci piace forse lasciare un pochettino lì, che questo velo di mistero e di colore giallo che contraddistingue la vita di Bottecchia lo accompagni fino alla fine. Però una cosa mi piace lasciarvi, così poi io concludo, e ho tagliato un po' perché così insomma snelliamo, e vi lascio però con questa frase che Bottecchia dice dopo le vittorie del 1924. Ed è un po' la frase che ha accompagnato noi nel volerci accanire nel ricordo di Bottecchia, che è questa: perseverai, resistetti, soprattutto volli. Questo era Bottecchia, un uomo che tanti dicono merita di essere ricordato e studiato anche dai giovani a scuola. Quindi oggi io sono orgogliosissima di aver avuto la possibilità di parlare di Ottavio insieme a Teodoro. Devo ringraziare in maniera particolare i pronipoti Domenico Franco Bottecchia, Renato Zarpellon. Devo ringraziare le fonti alle quali io attingo sempre con voglia e curiosità di apprendere, che sono i pronipoti, perché sono il nostro patrimonio storico vivente, ma sono anche tutti quegli appassionati che hanno scritto, da Gregori a Brocci a Spitaleri, dalla Fantuz a Ido Daros, a tutti quelli che della loro passione scrivono e la mettono su carta, dando a tutti noi la possibilità di apprendere, capire e conoscere. A voi lascio la curiosità di conoscere ancora qualcosa di più, se volete, su Ottavio Bottecchia. Ci trovate al museo a Collomberto, trovate tutti i riferimenti nel libricino. Io con questo ho concluso. Grazie. Tiziana Gottardi, che ci ha trasmesso questa passione, si è trapelata da tutte le parti, e la brillante spiegazione che ci hai dato, grazie davvero. Noi abbiamo parlato adesso di due personaggi che fanno parte della storia del passato, ma allora adesso parliamo anche del futuro, di quale sarà il futuro nel mondo del cicloturismo. E lascio quindi la parola all'architetto Roberto Piscarello. Grazie. È difficile poter parlare del futuro dopo aver sentito queste due importanti relazioni su, da un lato appunto la figura, no, di Carnielli, che meriterebbe senz'altro un museo, no? Perché come è stato fatto recentemente il museo di Bottecchia, sarebbe interessante storicizzare quello che in questa giornata è venuto fuori. Questo lo dico perché, ma già appunto Tiziana ha espresso un concetto che è importantissimo. Noi, dopo 100 anni dalla morte di una figura storica, mitica, no? Dobbiamo riuscire, attraverso i pronipoti, attraverso la gente che attualmente ricorda sicuramente meglio di noi queste testimonianze, poterle magari codificare, poterle registrare e poterle rendere fruibili a tutto il mondo. Perché? Perché il museo è proprio questo, no? Non è più un contenitore ottocentesco, novecentesco, ma con le nuove tecnologie e con tutto quello che adesso si può fare, dà una visibilità mondiale. Pensate, come giustamente diceva Maria Grazia, all'intuizione imprenditoriale di Carnielli. Cioè lui
era imprenditore, grandissimo imprenditore, senz'altro. Era innovatore tecnologico, sì, però aveva anche, e questo potrebbe essere un altro aspetto da indagare, una grande capacità economica, finanziaria, produttiva, un marketing, cioè va a Milano, capitale del marketing italiano in quegli anni, e è importantissima la sua figura anche dal punto di vista, per esempio, di come riesce a costruire attorno a Graziella, quello che lei giustamente ha, Maria Grazia, sottolineato, no? Però tutte queste cose qua, da un certo punto di vista, hanno necessità, secondo noi, di essere sempre codificate e messe in quelli che si chiamano i musei di impresa. Ci sono dei musei di impresa, guarda caso sempre a Milano, c'è un'associazione per le aziende centenarie, su cui auspico che anche Carnielli possa trovare una sua figura. Quindi è una sua precisa proprio collocazione nel territorio nazionale di quelli che sono i musei di impresa. Oggi intanto ringrazio tutti per avermi invitato e ricordo sempre con molta attenzione quanto era stato fatto nel comune di Colle Umberto, forse 10 anni fa, dicevo prima appunto a Tiziana, ho fatto il primo piano turistico, no? della provincia di Treviso, che sapeva cos'era il turistico, e il piano turistico aveva lo scopo di identificare quelle che erano le figure principali. Pensate appunto alla figura di Bottecchia, ma anche per esempio alla stessa casa natale di Tiziano, piuttosto che tutti gli elementi storico-naturalistici che il nostro territorio, quindi non solo Colle Umberto, ma tutta la parte prospiciente, mette in moto. Il piano turistico, mi ricordo quella volta, era diventato un elemento importantissimo proprio di identità. Quindi parlare di cicloturismo, ed è un po' l'argomento con cui io oggi cercherò per breve pillole ovviamente di darvi delle indicazioni, ormai vuol dire vedere una macchina industriale, una macchina del marketing territoriale, una macchina della comunicazione che si fonda ancora sulla bicicletta in tutte le sue nuove declinazioni, ma mette in moto quella che normalmente viene chiamata un'economia della mobilità lenta. Quindi un futuro, certamente un futuro, grazie, certamente un futuro per le nuove generazioni, per le persone che credono in queste nuove attività, un po' come aveva fatto Carnielli, che si è evoluto e il marchio ha avuto successive produzioni e modelli, come ci è stato spiegato oggi. Quindi se voi vedete queste slide, parliamo di slide che in qualche modo fanno vedere quella che è una rappresentazione artistica, no, del cicloturismo, e il cicloturismo nasce nei primi del Novecento, quindi in pieno, come dire, momento anche artistico, no? Queste due copertine che vedete sono due copertine di Qui Touring, 1908, e i marchi sono i marchi che si citavano prima, i primi concorrenti, quindi parliamo Bottecchia nella nostra zona, in questo caso nel milanese parliamo di Bianchi, di Frera, cioè c'era sempre una concorrenza. Quelle che vedete successivamente, queste appunto sulla destra, è Pirelli. Pirelli entra nel mondo della competizione industriale, ma come? Nella bicicletta, facendo queste coperture che prima abbiamo visto, poi andranno anche nel periodo di guerra. Cioè, questa è una slide del 1908. Quindi il cicloturismo diventa sostanzialmente una modalità di conoscenza diretta del paesaggio. Se voi pensate alla Convenzione Europea del Paesaggio, che proprio definisce quelli che sono gli elementi conoscitivi, no, del territorio, mette proprio l'osservazione e la possibilità di muoversi con una mobilità lenta, quindi non solo bicicletta ma anche trekking, all'interno di quello che è la conoscenza diretta del territorio. Le associazioni sono molteplici,
però ci sono diversi musei, no? Tra cui questo qua nostro di Treviso, dove è esposta la collezione nazionale, parliamo quindi di una collezione molto strutturata, il Museo Salce, dove recentemente sono state fatte diverse mostre anche tipo quella ruota a ruota che vi sto illustrando, e dove ci sono dei manifesti in cui la cultura artistica trova come soggetto la bicicletta, però diventa un'altra modalità di vedere il territorio e anche di capire quelle che sono le aziende. Per esempio, se voi vedete questa slide, Carlo Menon è un'azienda di Roncade, è un'azienda che affida nel 1907 la sua pubblicità a un signore che si chiama Arturo Martini. Quindi pensate a questa come dire, caratterizzazione un po' neoliberty, no? Anche nel disegno che vedete qui raffigurato. E questo signore inventore, Carlo Menon, perché? Perché è quello che nel 1887 in una piccola bottega di Roncade sostanzialmente fa un'innovazione. Fa la bicicletta con tutte e due le ruote uguali che qui vedete. Quindi prima era la ruota grande e la ruota piccola, e Carlo Menon, questi sono gli operai sulla destra della sua azienda, inventa questa cosa. Quello che Tiziana diceva prima, Gottardi, quindi adesso qua siamo 1887, poi arriviamo a 1901, 1902, capito? È quel periodo che va sempre storicizzato in tutte le sue dinamiche, anche ovviamente in quelle artistiche, e i marchi tipo appunto Bottecchia e tutte quelle che sono le aziende con una maggiore forza si sono in qualche modo legate a questo spirito artistico e del marketing che nasceva in quel tempo. Dall'altra parte l'importanza dell'associazionismo, cioè la bicicletta diventa l'elemento importante e nascono le associazioni tipo appunto la FIAB, che promuove l'uso della bicicletta nel territorio e diventa sostanzialmente un mezzo di trasporto quotidiano. Cioè, è stato molto bello il passaggio che Maria Grazia ha fatto dicendo sì, nasce la 600, nasce la 500 e la bicicletta perde, no? Però prima, in tutti quegli anni lì, c'è tutto questo elemento molto forte dell'associazionismo. Associazionismo che è tuttora una delle cose più importanti del cicloturismo a livello proprio nazionale. E il cicloturismo porta a definire una serie di infrastrutture legate alla mobilità lenta. Questo che vedete è il piano della mobilità regionale ciclistica della Regione Veneto, ovviamente, e il cerchietto rosso che voi vedete è la localizzazione di Vittorio Veneto, che sostanzialmente gode di grandi vantaggi. Il primo è quello di essere messo su questa dorsale verso Cortina, verso nord, verso la Monaco Venezia e poi appunto il dottor Bonato e via Cenerà. La seconda è quella di essere all'interno di questo parallelismo che di strutture il piano della mobilità regionale recentemente approvato ha definito, e quindi dal mio punto di vista permette di dire che il futuro cicloturistico di tutta questa area è di carattere internazionale, è di carattere europeo, e è importante sempre pensare alla rete ciclabile, cioè quella che la Regione ha strutturato sono le direttrici principali. E questa slide che vi sto facendo vedere fa vedere proprio una sorta di rete metropolitana, cioè è come uno dire io prendo la rossa, prendo la gialla, sono a New York, prendo la verde e giro in quel modo. Praticamente questa è analoga, e vedete che Vittorio Veneto, proprio per la sua posizione specifica, permette anche tutta una serie di quelle che io chiamo intermodalità. Quindi intermodalità vuol dire la bicicletta la metto anche sul treno, quindi c'è il bici al seguito. Su certe zone, tipo sulla Livenza, la mobilità è anche fluviale,
e poi ovviamente c'è tutta un'intermodalità anche con la stessa bicicletta e con gli altri mezzi, gli autobus, eccetera. Pensate che quella di Carnielli era la prima e vera e propria intermodalità, cioè prendo la bicicletta, la piego, mi riferisco ovviamente alla Graziella, la metto in uno spazio molto piccolo e da lì la posso trasportare in diverse situazioni. Quindi a ragion veduta Vittorio Veneto ha una tradizione della bicicletta sotto diversi punti di vista, no? Quindi mi sono permesso così di fare un riassunto, però dopo le cose che ho sentito oggi cerco di essere molto veloce, e quindi l'importanza della Graziella, così mi permetto di sottolineare un aspetto, che è quello che chi l'ha disegnata è stato uno dei artefici dell'ADI, che è l'Associazione di Disegno Industriale Italiana, cioè lui l'ha fondata. Questo signore qui, di cui si parla poco, perché di lui si parla veramente poco, forse perché anche qui mancherebbe una storicizzazione, no? Però disegnare la Graziella e rendere un oggetto veramente di culto, no? come è diventata, credo sia non cosa da poco. Lo stesso per quanto riguarda l'aspetto del marketing e di queste figure che in qualche modo dovevano rappresentare la Graziella. Cioè non si capisce più, in poche parole, pensate a Dalì, cioè non si capisce più se l'oggetto Graziella diventa importante o se invece l'aurea che creano i due personaggi diventa. È molto interessante questo aspetto. E qui mi permetto di dire, ma la mia è una personalissima osservazione, che anche l'aurea di Ottavio Bottecchia non è da meno, capito? Cioè sono tre auree molto forti rispetto al prodotto, e questo anticipa moltissimo quella che è la tendenza del marketing in questi anni. Parliamo sempre del Novecento, quindi anche qui ci sono delle cose che sono veramente molto da riflettere, da storicizzare, da capire. Quindi ecco, tornando a quella che è la rete e agli itinerari, Vittorio Veneto gode di una posizione, secondo la regione e secondo certi studi che sono stati fatti, importantissimi. Quindi l'ipotesi è quella sempre degli itinerari regionali di scala. Quindi Vittorio Veneto, voi vedete su questa slide con il segno verde, potrebbe, e di fatto lo è, collega quindi verso nord il Bellunese, si rientra poi nella parte del Trevigiano, verso Treviso eccetera, si rientra poi lungo le lagune e quindi il Veneziano, e poi attraverso l'elemento fluviale si ritorna, che è un anello, si ritorna verso la Pedemontana e quindi Conegliano e Vittorio Veneto. Vedete i segni importanti dell'intermodalità, quindi le stazioni, Conegliano, Vittorio Veneto, e soprattutto vedete una cosa su cui noi riteniamo sia importante esprimere un concetto, che è quello della mobilità fluviale, no? Vedete questo grande segno della Piave centrale che in qualche modo rispetto all'anello definisce una parte in sinistra Piave e in destra Piave. Vedete la presenza di tutto il bacino idrografico della Livenza, a cui ovviamente il Meschio è parte unica, perché si parla sempre di bacini idrografici, e questi, che sono definiti come i corridoi naturalistici, sono una sorgente sicuramente di grande attenzione del cicloturismo che piano piano si sta declinando verso il trekking. Ovviamente noi siamo bravi a usare sempre termini in inglese, però il trekking alla fine cos'è? Sono i cammini. Quindi camminare a piedi, la mobilità dolce, la mobilità lenta è sicuramente il futuro di tutto questo settore. Cammino numero 1 arriva proprio a Vittorio Veneto. Il T1, che si chiama proprio così, quindi il cammino delle colline del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano, partendo da Vidor per 57 km arriva qua a Vittorio Veneto, proprio qui vicino a Serravalle. E quindi ecco, è importante capire la centralità di un luogo rispetto a cosa? Rispetto a un contesto. Ricordo, perché ero presente il 21 ottobre, un convegno che avete appunto organizzato qui a Vittorio Veneto, il cui titolo era Periferie competitive.
E l'avvocato Bruno Barella in quell'occasione aveva stupito tutta la platea, no? Dicendo una cosa che secondo me è molto, come dire, interessante e su cui fare delle riflessioni congiunte, cioè le periferie competitive, che è il titolo di questo libro che proietto, definisce quello che può essere in qualche modo il futuro di molte nostre comunità, di molti nostri luoghi e di molte nostre realtà. E la ricetta, passatemi il termine, per il futuro, dato che mi è stato chiesto l'intervento anche su cosa ne pensa il futuro, parte essenzialmente da una conoscenza storica. Questa che vedete è una mappa del barone von Zach fine 800, 1798-1805, e fa vedere proprio Serravalle, fa vedere il punto dove siamo oggi, fa vedere il passaggio del Meschio e fa vedere proprio questa importantissima realtà che sostanzialmente cos'è? È la nostra identità. Cioè noi 100-200 anni dopo ci dobbiamo sempre confrontare con queste cose qua. Come dire che bisogna prima iniziare dalla conoscenza, la conoscenza della figura di Bottecchia, la conoscenza imprenditoriale di questo grande industriale Teodoro Carnielli, e da lì cominciare a costruire e relazionarsi con il contemporaneo, no? Perché ci deve essere sempre uno spirito, dal nostro punto di vista identitario, con le radici storiche. Questo è un aspetto che si evidenzia, che in qualche modo viene definito da cosa? Da un lato dall'importanza del fiume Meschio nella storia, quindi anche per una nuova vision di quella che potrebbe essere questa economia della mobilità lenta, rispetto a cosa? Rispetto al cammino UNESCO, rispetto al piano regionale, rispetto a tutta una serie di iniziative, i bike hotel, food and wine, quello che è tutto il discorso del wellness. Più innovatore di Carnielli, che aveva fatto la ciclette, cioè quello è wellness, capito? Quindi ritorna sempre un argomento storico. Poi è importantissimo quello che è il patrimonio storico e l'innovazione, quindi il design di prodotto. So che dopo ci saranno degli interventi degli studenti del liceo artistico Bruno Munari, e quindi rivolgo la mia attenzione soprattutto ai giovani, perché l'innovazione, vedisi Carnielli, ma in un certo qual modo vedisi anche Ottavio Bottecchia, che è innovatore per altre questioni morali, è un patrimonio proprio etico, e da lì l'importanza di riuscire a far propria la tecnologia. Pensate alle stampanti 3D, ad esempio, pensate a tutta una serie di servizi e tecnologie che si riesce a fare con il fine di promuovere anche uno storytelling del nostro territorio. Cioè è importante costruire, come per esempio ha fatto mi si è bloccato, il museo di Bottecchia, per poter costruire una storia di quello che è la figura cardine di Ottavio Bottecchia. Quindi lo storytelling, secondo me, è un sistema anche di relazione, di comunicazione locale, che poi può essere evidenziato e può essere appunto tramandato anche a livello europeo, e attraverso l'utilizzo del sistema portarsi sempre di più su una comunicazione intermodale, e anche in questo caso raggiungere un obiettivo, come vedete nella slide, che è quello di riuscire a far diventare il luogo, in questo caso ovviamente Vittorio Veneto, un hub attrattivo per i giovani. Cioè anche questo del riuscire a far diventare un hub attrattivo con il cicloturismo cosa c'entra? C'entra perché ci sono una serie di attività che sono tra loro vicine, quindi per esempio, poi il dottor Bonato ne parlerà, no? Per esempio tutto il discorso di quelle che possono essere le ciclofficine, gli e-bike caffè, gli elementi che possono servire a dare conoscenza attraverso l'utilizzo sì della bicicletta, però anche delle lingue, però anche della conoscenza storico-geografica, e quindi un'accoglienza diversa a quello che è
il turista straniero. Ma non solo, pensate appunto al discorso dei cammini, quanta gente arriverà, quanta gente sta già arrivando, e tutti quelli che sono poi i servizi innovativi, no? E da qui anche il nuovo ruolo che può avere la bicicletta, per esempio le cargo bici. Quindi se voi vedete questa slide, per far sì che un luogo diventi un'attrazione, no, internazionale, vuol dire che bisogna da un lato star bene nel luogo, quindi avere delle residenze speciali, green, che consumino poco energia, avere per esempio la possibilità di usare delle biciclette con un sistema di delivery, noi le chiamiamo le cargo bike, abbiamo fatto su Padova degli esperimenti molto positivi, e persino a definire quello che può essere un'importanza di quello che diventa alla fine un nuovo modo di interpretare la bicicletta, no? Quindi con la cargo bike si può andare da un lato a poter evidenziare un rapporto nuovo tra le produzioni chilometro zero, tra tutto un mondo dell'associazionismo soprattutto, anche per quanto riguarda questa è un'esperienza con i diversamente abili, e mettere in moto questi rapporti ancora tutti da studiare e da come dire, approfondire. Certo che, tornando al territorio e tornando a quelle che sono le esperienze più vicine alle biciclette e al futuro, mi sento di dire che i mondi economici della bicicletta, ma anche per esempio quelli del caffè, possono tra di loro in qualche modo unirsi, per esempio con queste esperienze degli e-bike caffè, con le ciclofficine e i noleggi. E volevo lasciare proprio un paio di minuti al dottor Bonato per concludere proprio sul discorso dei servizi. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Sì, volevo fare un attimo un focus proprio sulla posizione, appunto, come avevamo citato poc'anzi, della città di Vittorio Veneto, che si trova appunto all'interno di un sistema particolarmente articolato di percorsi da effettuare in bici o a piedi. Sicuramente, ricollegandomi alla presenza appunto della storica sede della Carnielli, come appunto era stato ricordato prima, c'è proprio quella pista ciclabile lungo il Meschio, molto frequentata da appunto i cittadini vittoriesi, anche dei paesi limitrofi, e che costituisce sicuramente una direttrice molto importante dal punto di vista ciclopedonale. E accanto a questa direttrice c'è il già citato cammino delle colline del Prosecco, che appunto collega l'estremità occidentale e quella orientale del sito UNESCO. E Vittorio Veneto inoltre è attraversata dalla direttrice della Monaco-Venezia, e quindi anche aperta e soprattutto interessata ad un flusso turistico di tipo internazionale, che tra l'altro all'altezza di Ponte della Priula si intercetta anche la direttrice della via Claudia Augusta, che è un'altra ulteriore via di comunicazione di tipo turistico molto importante, e dalla quale poi se noi proviamo a fare in prospettiva anche a pensare un collegamento attraverso una pista ciclopedonale di recente realizzazione, che è la Tradotta, che da Susegana, da Ponte della Priula, poi si ricollega a Montebelluna, e quindi poi magari tramite anche la linea ferroviaria Treviso-Feltre-Belluno può creare comunque un collegamento con Valdobbiadene e creare, diciamo, una specie di percorso circolare che poi ritorna su Vittorio Veneto. E senza dimenticare ovviamente, come si parlava prima, la fruibilità turistica fluviale lungo il Meschio, ovviamente, che quindi appunto che attraversa Vittorio Veneto, Colle Umberto, poi a Sacile si innesta con il Giralivenza, quindi anche che poi
permetterebbe un raccordo anche con le spiagge adriatiche, quindi questo nell'ottica di una fruibilità ampia che si collega anche a diversi tipi di turismo, non solo questo escursionistico, ma anche più prettamente balneare, insomma, verso la scoperta dell'entroterra. E poi c'è anche il percorso di cui ci stiamo occupando assieme all'architetto, appunto della continuazione del Giramonticano da Conegliano verso Vittorio Veneto, molto importante a mio avviso anche per creare una continuità di tipo relativamente alla mobilità lenta tra Conegliano e Vittorio Veneto, due poli importanti dell'Alto Trevigiano che al momento di un percorso di questo tipo ne sono sprovvisti. Quindi giusto per tornare e chiudere, c'era appunto questa cosa da sottolineare che era il contesto territoriale in cui ci si trova, che è quello delle colline UNESCO, è quello delle prealpi, della pedemontana e dell'alta pianura, nel quale c'è un vasto patrimonio naturalistico, storico-culturale, architettonico che necessita di essere valorizzato tramite delle figure professionali che sappiano come raccontarlo effettivamente. C'è questa stratificazione di vari livelli relativi a caratteristiche ambientali, come già detto, culturali, architettoniche, che necessita di essere sviluppato e raccontato da delle professionalità specifiche. Come abbiamo visto, mi pare fosse un paio di mesi fa, che nel futuro Museo del Paesaggio di Valdobbiadene è stato presentato un plastico che poi si svilupperà anche, per ora soltanto del comune di Valdobbiadene, poi c'è appunto la prospettiva di svilupparlo su tutte le colline UNESCO, dove appunto si vede proprio questa stratificazione di varie peculiarità del territorio. Quindi in che maniera raccontarle tramite quello che avevamo accennato prima, un sistema di cicloguide nelle quali però devono essere effettivamente racchiuse da parte di queste persone che si occuperanno di questo tipo di attività competenze specifiche, quindi conoscenza storico-geografica, delle lingue, quindi un approccio sicuramente una bella sfida per delle professioni che potrebbero essere interessanti anche e soprattutto in quest'area, ecco. Scusate, allora io devo recuperare un attimo la mia presentazione perché sono un asino e ho dimenticato, imperdonabile, un ragazzo che doveva raccontarvi come sono le biciclette, come erano le biciclette. Quindi chiedo scusa a, come si chiama? A Mattia. Mattia, mi potrai punire dopo. E adesso ti diamo lo spazio che giustamente meriti e che dovevo darti io nella mia presentazione. Nella mia presentazione la trovate, ragazzi. Scusate, ma è il bello della diretta e siccome io credo che i giovani meritino uno spazio, sono qui, si sono impegnati, non me lo sarei perdonato se non avessi dato il giusto spazio a Mattia, quindi vi chiedo scusa anche a tutti, ma insomma per Mattia lo accogliamo calorosamente. Allora, la bici utilizzata dal nostro campione nel Tour de France del 24 e del 25 aveva un telaio in acciaio abbinato a dei cerchi in lega e dei pneumatici tubolari che davano alla bici una geometria ristretta e molto aerodinamica. Aveva un manubrio e un sellino in acciaio e in pelle e per frenare aveva dei freni a U rovesciata che consentivano di stringere i gommini direttamente sul cerchio. Il cambio, come ho detto prima, non è un cambio a scatto, ma è un cambio manuale e in più la bici era dotata anche di una pompetta. Tutto ciò dava un peso complessivo alla bici che oscillava tra i 10 e i 12 kg. Grazie Mattia. Io prima di concludere innanzitutto voglio ringraziare l'architetto
Roberto Pescarollo e il dottor Lucio Buonato, che hanno dato spunti di riflessione per sviluppare appunto questa nostra area. Un invito che vorrei fare, qui in sala sicuramente ci sono di candidati sindaci o di amministratori comunali, prendete spunto da quello che è stato detto oggi per rivalutare il nostro territorio, non solo Vittorio Veneto ma anche i paesi limitrofi, Columberto, poi tutta l'area che attraversa il fiume Meschio. Io spero insomma che questa giornata sia stata costruttiva, che ci abbia arricchito di conoscenza, e vi vogliamo lasciare con delle immagini fatte dai ragazzi, dagli studenti, e alla fine una bella sorpresa che vi rimanga nel cuore a tutti. Grazie a tutti dell'ascolto. Buongiorno Commendator Carnielli, grazie per essere qui con noi oggi, disponibile ad un'intervista. Ma prima di iniziare, una curiosità. Anche lei ha raggiunto il teatro con la sua Graziella? Buongiorno a tutti, avevo intenzione, ma alla mia età ho preferito arrivare con la moto Graziella, uno dei prodotti dell'azienda e da sempre espressione di praticità e leggerezza, come la Graziella, di cui oggi avete appena festeggiato i suoi 60 anni. Commendator Carnielli è riconosciuta la sua dedizione al lavoro. Ha dimostrato di essere una persona curiosa e un uomo dai 1000 interessi. Lei è stato anche un gran appassionato di sport. Come ha fatto a capire che Ottavio Bottecchia sarebbe diventato un campione del ciclismo? Direi che è stata una combinazione di intuito, fiuto per gli affari e tenacia. Ci siamo conosciuti proprio nella mia officina meccanica. Un giorno, quando Ottavio, al ritorno di un allenamento, si era fermato per aggiustare la bici. Capii subito che Ottavio era un giovane talentuoso e ho avuto il coraggio di scommettere su di lui. In quel periodo non era facile per un giovane ciclista di umili origini sfondare nel mondo professionistico. Ho creduto in lui e lo aiutai a realizzare il suo sogno. Gli regalai la sua prima bici da corsa e lo supportai nelle diverse gare, aiutandolo poi ad entrare nell'Unione Sportiva Pordenonese. Ricordo di aver letto che Ottavio attraversò un periodo difficile. Era demoralizzato a tal punto di ritirarsi dal mondo del ciclismo. Cosa è successo in quel periodo? Ricordo perfettamente quel momento. Era il 22. La sua primogenita morì a causa di una difterite
e quel lutto lo gettò nella tristezza a tal punto che voleva abbandonare il ciclismo. Fu allora che intervenni per sostenerlo, assicurandogli biciclette e assistenza tecnica. Ricordo ancora quel giorno, in officina, seduto su una panca, che Ottavio si sfogava del suo dolore e amarezza per la perdita della bambina, con mia moglie Teresa, che lo convinse di non abbandonare le gare. Così Ottavio, come ben sapete, vinse per 2 volte di seguito il Tour de France. Mi sembra ancora oggi di vederlo con il tubolare a tracolla e gli occhiali d'aviatore mentre cavalcava le strade polverose francesi con il suo viso magro e che aveva fatto vedere i sorci verdi agli avversari. Ottavio era un ciclista dalla singolare posizione in sella. La sua pedalata dosava in modo sincronizzato energia e scatto in un giusto equilibrio, e questo gli permetteva di aumentare la velocità e conservare al tempo stesso un rendimento costante nella gara. Un vero campione. Avevamo in comune la passione per lo sport e la competizione, e credo che la nostra collaborazione abbia influenzato nel 26 la costruzione della bici da corsa con il suo nome, perché si è creato un prodotto di qualità, oltre per onorare l'immenso contributo di Ottavio che ha dato al ciclismo. Per caso si ricorda di come è nata la Graziella Baby? Sì, certo. Un giorno, verso la chiusura della fabbrica, ero assieme ai miei nipotini, quando mi è venuto in mente che la Graziella poteva essere rimpicciolita per essere utilizzata anche dai più piccoli. E ho cominciato a disegnare ciò che avevo in testa sul pavimento con un gesso, immaginando già la gioia di un bambino di avere l'identica bicicletta della mamma. Commendator Carnielli, quali influenze hanno guidato l'azienda nella scelta dei loghi e quali strategie di vendita sono state adottate per allinearsi ai cambiamenti di mercato di quel periodo? È sempre difficile fornire una risposta precisa. L'evoluzione dei loghi della Carnielli è stata influenzata da una combinazione di fattori estetici e culturali. L'azienda ha voluto che i loghi fossero espressione del design dell'epoca, incorporando elementi grafici e tipografici in linea con lo stile dominante del periodo, e allo stesso tempo si è considerata l'esigenza del mercato e le preferenze dei consumatori, cercando di comunicare i valori dell'azienda: affidabilità, innovazione e qualità. È vero, i loghi della ditta Carnielli sono una vera opera d'arte. Molti artisti esprimono sentimenti e valori in un quadro. La ditta Carnielli ha racchiuso i suoi valori in un logo, nel quale ogni linea rappresenta un concetto ed un'emozione. Esta è arte. Io sono un artista, ma anche il commendator lo è. Bonjour, désolé. J'ajouterai aussi il fascino, la bellezza unica, la cura dei particolari, l'espressione di l'eleganza proprio come una Rolls Royce. Grazie ai 2 prestigiosi testimonial dell'azienda. Sì, come si è detto prima, per il nome della bici Graziella, l'utilizzo dei caratteri tipografici della rivista Grazia, che la Mondadori ha concesso, ci ha veramente entusiasmato, perché era un elemento di modernità anche verso il mondo femminile. E su questo devo ringraziare molto mia moglie Teresa, che mi è sempre stata accanto come consigliera e sostenitrice di iniziative. Il logo della Carnielli è piena espressione della nostra identità aziendale, e così vale per il logo dei cicli Bottecchia, con un'aquila stilizzata, simbolo di agilità e velocità di un ciclista in corsa. Un'ultima domanda, commendator Carnielli. A suo avviso, quali sono le più grandi sfide di imprenditorialità di oggi che possono coinvolgere anche i giovani? E le necessità del futuro? Di risposte ce ne sono diverse. Di istinto, per rimanere nello sport, consiglierei a un giovane ciclista che sogna di diventare un campione come Ottavio Bottecchia di avere passione, dedizione, essere disposti al sacrificio per raggiungere i propri obiettivi. Essere imprenditori di noi stessi
Non è facile neppure oggi perché richiede impegno, perseveranza e un po' di fortuna, ma tutto è possibile. La bici è il mezzo di spostamento del futuro, anche per i giovani. Usare la bicicletta in città rappresenta il più grande investimento della mobilità urbana. Pensate, city bike, bici elettrica, bici a pedalata assistita, mountain bike, bici da corsa leggerissime, per tutti i gusti. Le piste ciclabili devono essere belle, comode e sicure. Lo so che hanno costi altissimi, ma le aziende potrebbero sostenere i progetti di realizzazione e ampliamento delle piste. Sosteniamo il cambiamento? Grazie commendatore per averci raccontato alcuni pezzi dell'azienda. Oserei dire che la Carnielli ha dimostrato uno spirito pionieristico che ha modernizzato spazi conosciuti e anticipato i tempi, creando prodotti molto apprezzati in tutto il mondo. Un grazie finale a tutti voi di essere presenti. Sì. Grazie davvero, bravissimi ragazzi, ci avete regalato delle grandi emozioni, grazie.